nuova puntata di Surfcasting GBT Liguria. Quest'oggi andremo alla ricerca dello sparide per eccellenza, la regina del mare, l'orata. Andremo alla ricerca di questo meraviglioso sparide mettendo a paragone le due esche più selettive per cercare questo pesce, il bibi e il granchio, o detta anche gritta. Quindi andiamo a vedere un pochino nei dettagli di cosa stiamo parlando. Eccoci qua nel reparto esche prima della nostra uscita. Qui sulla sinistra abbiamo le nostre gritte o granchi. Allora, piccola differenza tra le gritte autoctone e quelle che troviamo nei nostri scogli. Questa è una gritta sicuramente più resistente. Non sarà, io preferisco quella autoctona per un fatto che i pesci sono abituati a vederla e la preferiscono, ma è leggermente più delicata al lancio. Questa invece ha un carapace molto più resistente, quindi non si rompe durante il lancio e resiste di più in acqua, quindi molto valida. La chiudiamo. L'esca rivale della gritta di oggi è il bibi. Allora, questo non è il bibi italiano, quello grande, ma è quello piccolo da scatola, che comunque va bene lo stesso. Io l'ho messo in una scatola più grande per farlo respirare leggermente meglio. Ringraziamento speciale sicuramente va alla Fonderia Roma, che mi ha donato gentilmente tutto questo ben di Dio, tutta la collezione nuova per quest'estate, MIG XXL, sia star, sfere e quant'altro, delle meraviglie, gioiellini nuovi della Fonderia Roma, che ringrazio nuovamente e non posso far altro che farveli vedere. Eccoci, partiti. Siamo nella bellissima Paraggi, nell'area marina protetta di Portofino, quindi necessitiamo dell'autorizzazione rilasciata dell'area marina di Santa Margherita. È ancora giorno, quindi partiamo subito con due bibi, due esche sicuramente più morbide rispetto alla gritta, che necessiterà del buio. Tanto montiamo i terminali e ve li faccio vedere. Eccoci, quasi le 8 ed è giunto il momento della nostra grittina. Quindi, come da menù per stasera, sinistra gritta, destra bibi. Appena rilanciate. Adesso guardavo un attimo bene la corrente, se passare dallo 0,22 allo 0,24, fluorocarbon. Sempre con me le mie Mavre di Titanium Oceano, 3 pezzi abbinate a uno Shimano 10.000, giusto compromesso per queste canne meravigliose. Aspettiamo. Ore 21, primo check up della situazione. I gabbiani vengono a farci compagnia. Finalmente inizia a fare buio. I predatori dovrebbero avvicinarsi, o i grofulatori come si deve dovrebbero avvicinarsi a terra. Speriamo bene. Di stasera, classicissima scorrevole
girellina portapiombo, serie di tubetti e perline a far da ammortizzatore alla nostra girellina moschettone, con la quale abbiamo attaccato 0,25 fluorocarbon e ammetto del 6. Quindi tutto scorrevole, molto semplice, il pesce parte, non sente attrito e parte tranquillo. La prima è arrivata con la gritta, adesso la slammiamo e la liberiamo. Bibi ha pareggiato il conto con la gritta, uno pari, sempre la solita dimensione, 1,5 metri, andiamo a ributtarla. Eccoci, battuta finita. Stavamo cercando la regina, abbiamo trovato due piccole principesse, come dire. Le abbiamo rilasciate, sono molto contento, anche perché sono la testimonianza che i pesci si stanno riproducendo e siamo in un ottimo punto. Speriamo questo inverno che siano più grandi e ci diano soddisfazioni maggiori. Bibi contro granchio, finito in parità, quindi vuol dire che sono ottime esche per la ricerca dell'orata. Quindi non ci aspetta che cercare nuovamente una bicchi e rimetterci in moto. Alla prossima puntata.